Buonasera e bentrovati a un'altra puntata di Economy FVG. Lo vedete dal titolo, la frontiera del welfare. Parleremo proprio di welfare aziendale questa sera, uno strumento molto importante perché sappiamo che il benessere dei dipendenti, dei lavoratori è sicuramente al centro dei pensieri degli imprenditori, soprattutto degli imprenditori lungimiranti, quelli che capiscono che un dipendente soddisfatto è sicuramente un dipendente più produttivo, che lavora meglio, che sta meglio, e siccome passiamo molte ore della nostra vita nel posto di lavoro, è chiaro che se lavoriamo bene e riusciamo a essere anche più produttivi va bene per tutti e soprattutto anche per la nostra economia. Però questa sera poi parleremo anche di un altro tema di stretta attualità, che è quello che riguarda le bollette che hanno raggiunto cifre impressionanti per i nostri imprenditori. Parliamo naturalmente delle bollette dell'energia elettrica, in attesa poi anche che l'inverno ci porti le bollette del gas. È una situazione veramente insostenibile, parleremo anche di questo, ma partiamo insomma a parlare di welfare. Vi presento subito gli ospiti di questa sera, grazie per essere qui con noi a Piero Petrucco, vicepresidente di Confindustria Utile e amministratore delegato della ICOP. Buonasera Petrucco. Buonasera. Buonasera e grazie anche a Chiara Cristini di IRES FVG, anche socia di Anima Impresa, questo network di imprese della nostra regione, molto attiva sul tema del welfare, devo dirlo, poi ce lo racconterà anche lei. Grazie Cristini. E abbiamo con noi, anche perché insomma, la voce dei lavoratori è sicuramente importante, a difenderla sono i sindacati. Con noi c'è William Pezzetta, segretario generale della CGIL del Friuli Venezia Giulia. Buonasera. Buonasera Pezzetta. E insomma, quando si parla di welfare si parla di risorse umane, allora abbiamo con noi anche un responsabile delle risorse umane, in questo caso della Beantech, azienda tecnologica, uno dei fiori all'occhiello di questo settore del nostro Friuli, Enrico Puggioni, collegato con noi. Buonasera Puggioni. Buonasera a lei. Grazie, allora parto da Petrucco, insomma un po' a nome degli industriali, ma anche insomma poi ci racconterà il caso particolare della sua azienda. Insomma si parla di welfare che sembra sempre insomma un termine dove ci può essere dentro tutto e niente. Fare welfare oggi che cosa significa per un'azienda? Farlo seriamente. Ma credo che fare welfare oggi non sia diverso da quello che dal significato che aveva una volta. Ultimamente il welfare rientra nel più ampio concetto della sostenibilità, quindi è una delle stampelle insieme alla gestione ambientale, quella della governance. Fare welfare secondo me è ormai fondamentale per le imprese e devo dire che su questi temi per fortuna è avvenuta un'evoluzione anche da parte di molti imprenditori, perché è un fattore anche di successo delle imprese che riescono a gestirlo in una certa maniera. Le imprese sono fatte da persone, le persone sono sicuramente la risorsa principale e, come ha detto lei prima, essendo il luogo di lavoro quello in cui spendiamo la maggior parte del nostro tempo, è essenziale che l'ambiente sia adeguato, sia consono. Nella mia esperienza personale, quello che è successo è che una serie di progetti che venivano fatti anche diversi anni fa, poi nel corso del tempo hanno avuto modo di essere un po' formalizzati, strutturati in maniera via via sempre più precisa e si sono consolidati. Per me welfare è anche un punto importante per l'attrattività dei talenti, perché noi abbiamo questa necessità, noi imprese, in un territorio come quello del Friuli Venezia Giulia, dove per fortuna il problema della disoccupazione è relativo, è molto importante per un'azienda riuscire a essere attrattiva. Per essere attrattiva al tempo odierno uno dei principali temi è quello di conciliare la vita personale con quella del lavoro. Direi che sta assumendo per le nuove generazioni un aspetto, una prevalenza forse anche rispetto ad ai puri aspetti economici. Certo. E quindi questo è un tema secondo me importante dal punto di vista sociale. Poi magari successivamente potrò raccontare qualche esempio concreto, sì. Ma credo che sia molto importante che venga compreso anche come un punto essenziale per la salute e l'efficienza e il successo delle nostre aziende. Sì, Pezzetta, insomma, lo chiedono i lavoratori, dicevo, insomma, il welfare non è il buono pasto, faccio per fare un esempio, insomma, quell'aiuto così che può essere dato, che va bene, c'è molto di più dietro e come diceva Petrucco prima, ormai anche il lavoratore quando va a scegliere un'azienda insomma, si aspetta anche di avere un ritorno da questo punto di vista, essere presi in considerazione non solo come lavoratori ma come persone, diciamo.
Sì, io però partirei anche chiarendo un concetto. Il welfare non può essere quella cosa sostitutiva ovviamente del salario e del suo potere d'acquisto. Spesso dentro un tema di un costo del lavoro dove la tassazione era molto alta, il welfare ha preso piede, ma tante volte è quasi in sostituzione, appunto come dicevo, dal punto di vista economico. E questo non è. Io credo che il welfare deve essere una forma di benessere, di prestazioni aggiuntive legate per lo più, per quanto mi riguarda, a temi sociali. Condivido con Petrucco, c'è tutto il tema anche conciliazione tempi di vita, tempo di lavoro, che per i giovani per fortuna assume sempre più importanza, perché ci deve essere anche una umanità della persona che spesso negli ultimi decenni invece è stata svalorizzata, il lavoro ha svalorizzato la persona, per cui da lì bisognerebbe ripartire, ovviamente tenendo conto che spesso ancora oggi non sono tante le aziende da dove si parla di welfare, di premi di risultato, per lo più sono aziende quelle più grosse, quelle più strutturate. È un aspetto che andrebbe molto di più, insomma, applicato ovviamente nella galassia delle medie e piccole imprese che poi formano il tessuto maggioritario della nostra regione, nel quale molto spesso questo non c'è, creando anche proprio uno squilibrio tra gli stessi lavoratori, no? Ponendo lavoratori di serie A e lavoratori di serie B. Ecco, io credo che anche su questo bisognerebbe lavorare. Ecco, Cristini ci racconta un po' l'esperienza, diciamo, di Ires e di Anima Impresa da questo punto di vista. Insomma, ci avete lavorato per parecchio tempo insieme, ci sono molte aziende, quindi ognuna fa, diciamo, il welfare nel modo che crede, però c'è anche una linea condivisa, mi pare di capire, no? Sì, diciamo che da un lato c'è un aspetto di carattere culturale, quindi sì, adesso si parla molto di welfare, ci sono anche delle realtà qui presenti decisamente avanzate, però come diceva anche il segretario della CGIL, sicuramente non è così conosciuto e così diffuso in tutto il tessuto imprenditoriale. Anche tra gli stessi lavoratori o lavoratrici non sono così note, non in tutte le realtà, queste di fatto opportunità. Allora, da un lato Anima Impresa è una realtà che insomma, ormai è consolidata da molti anni, ha cercato di aggregare, direi, ed è una realtà generativa di idee, di innovazione sociale, di attenzione a tutti questi aspetti legati alla responsabilità sociale di impresa, alla sostenibilità, in cui la P di people, quindi delle persone, è sicuramente centrale ed è stato sicuramente un motore di idee, di innovazione, di contaminazione, no? Quindi ha portato in Friuli Venezia Giulia un pensiero che anche 8 anni fa, per capirci, non esisteva, quindi era quasi fantascienza. Dopodiché, come IRES, essendo un istituto di ricerca economica e sociale, abbiamo, osservando anche i dati del mercato del lavoro, siamo partiti osservando come questa domanda proveniva inizialmente soprattutto da una componente femminile, quella della conciliazione del welfare, e quindi era abbastanza, come dire, sottovalutata e sottostimata, come purtroppo spesso avviene. Dopodiché, tuttavia, una serie di progettualità anche a livello nazionale, sperimentazioni fatte in altre regioni, sono arrivate anche nel nostro contesto e attraverso il Fondo Sociale Europeo c'è stata la possibilità di promuovere tutta una serie di esempi, tra cui ad esempio c'era stato ICOP, Antec, erano stati coinvolti anche il sindacato, per far conoscere veramente in modo capillare le opportunità, i punti di forza, di debolezza. E quindi con il Fondo Sociale Europeo dal 2018 in poi, attraverso una sperimentazione che si chiamava Percorsi 1 e 2, abbiamo promosso tra le giovani generazioni, nel tessuto imprenditoriale, con tutte le parti sociali, ovunque, in tutto il territorio, una serie di esempi e di possibilità connesse alle molteplici forme di welfare aziendale e non solo aziendale, perché ci sono anche sperimentazioni che mettono insieme enti locali, terzo settore. Ecco, cosa abbiamo? Ci sono delle tipologie di realtà. Una, le abbiamo ascoltate, forse anche le ascolteremo dopo, che sono note, sono delle buone prassi di cui dobbiamo anche essere orgogliosi. Però c'è anche, ed è interessante, oltre alla non conoscenza che emerge, anche una informalità, una non consapevolezza. Cioè molte aziende attuano dei percorsi o un'attenzione, ma non lo sanno. Quindi quando si dice, beh, vedi, ad esempio, non so, ICOP mette in piedi tutta una serie di cose.
ah, ma quello lì è welfare aziendale, sì. Sì. Ah, beh, ma allora qualcosina, allora ce l'abbiamo. Allora sono meno spaventati, perché c'è un po' il timore burocratico della gestione che non è semplice. Il cosa posso fare? La percezione, soprattutto nelle piccole imprese, beh, ma loro sono enormi, cioè cosa vuoi? Cioè, è ovvio che lo vi... E quindi attraverso percorsi con anima impresa c'è un tentativo di far conoscere esperienze adatte a un certo tipo di impresa, quindi alla piccola impresa si cerca di far conoscere un'esperienza di una piccola impresa, in modo tale da creare una cultura, ecco, un'attenzione. E questo è un po' il percorso che è stato fatto e che adesso non si ferma, perché a ottobre dello scorso anno, oltretutto alla fine di percorsi 1 e 2, sono state premiate delle aziende virtuose e sono state una trentina in tutto, e da quell'esperienza lì, con Anima Imprese, con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia, il progetto Sostenibilità a Sistema di Anima Impresa prevede un osservatorio che noi come IRES stiamo, come dire, costruendo, e vuole proprio diventare, la chiamo vetrina, ma insomma con una metodologia scientifica alla base, con l'obiettivo di far conoscere le esperienze, raccontarle in modo semplice ma non banale, per creare una sorta di contaminazione, di imitazione, e di dire guardate, si può fare, scegli però quello che è adatto a te, senza dire beh, faccio il solito asilo nido aziendale, ma ha senso in una società che magari sta invecchiando? Quindi ecco, anche accompagnare in questo percorso. Indirizzare le scelte certamente può essere sicuramente utile. Ci fermiamo per la pubblicità, poi insomma 2 esempi, la Beantec e ICOP, ce li abbiamo qui con noi questa sera, insomma ci facciamo raccontare da loro che cosa hanno messo in piedi in questi anni, a tra poco. Bentrovati a Economy FVG, tema di questa sera il welfare, ne parliamo con gli ospiti in studio e in collegamento, insomma abbiamo accennato nella prima parte che la soddisfazione dei dipendenti poi può essere anche un grande vantaggio per gli imprenditori, e sentiamo anche alcune adesso delle buone pratiche, di quelli che sono gli esempi concreti che sono stati messi in campo, andando a sentire Enrico Pugioni, che è responsabile delle risorse umane di Beantec. Voi Pugioni, insomma, quanti siete in azienda? Insomma, la vostra è un'azienda tecnologica, per di più fatta da personale che lavora in ufficio, e che cosa avete messo in piedi per i vostri dipendenti? Sì, esatto. Ormai Beantec ha raggiunto quasi i 200 dipendenti, quindi sicuramente un numero abbastanza importante tra la sede di Udine e la filiale di Mestre. È un percorso che abbiamo fatto, che abbiamo attivato già anni fa, quindi un percorso lungo che ha cercato di migliorarsi sempre nel tempo. Come dicevano prima gli ospiti in studio, non è soltanto sostegno al reddito, ma è soprattutto benessere e attenzione anche a una mobilità sostenibile e servizio alla persona. Noi nel 2020 abbiamo inaugurato una sede che, per chi ha avuto modo di vederla, insomma, è stata anche pensata perché ci sia un ambiente il più confortevole possibile, quindi anche una bella azienda, una bella sede. Abbiamo il maggiordomo aziendale che è a disposizione dei nostri dipendenti per il disbrigo di piccole faccende. Ad esempio, ogni mattina passa nei reparti per la distribuzione della frutta, è una cosa molto apprezzata che non è sempre ritrovabile in altre realtà. E poi, ad esempio, ultimamente abbiamo lanciato servizi come la spesa in azienda, quindi i nostri dipendenti comodamente possono fare l'ordine online della spesa e sanno che questa liberare è capitata il lunedì, il mercoledì, il venerdì a un orario prestabilito che è verso le 5:30, quando staccano dal lavoro, preservando la catena del freddo, quindi garantendo la catena del freddo, quindi anche la garanzia di prodotti che... Allora, abbiamo un problema con il collegamento, insomma, Petrucco, non so se voi avete il maggiordomo aziendale, insomma, per loro che lavorano in ufficio forse è un po' più semplice passare col carrello della frutta, comunque voi di cose ne avete fatte tante, anche in tempi magari, insomma, non sospetti, no? Viene da dire, insomma, dei precursori, ecco, che cosa avete messo in piedi? Sì, beh, quello dei tempi non sospetti, mi raggancio a quello che è stato detto prima, è un po' secondo me naturale, no? Perché si parte, Qualcuno deve partire. Si prova e alcune cose funzionano, alcune meno. Per esempio il maggiordomo aziendale noi l'avevamo provato a fare e poi abbiamo visto che nella nostra realtà, perché certo. poi queste cose
devono avere un vestito che non è lo stesso per tutte le situazioni, non aveva riscosso un particolare interesse, abbiamo fatto quello e il babysitteraggio generale Sì. e non hanno funzionato e quindi li abbiamo provati a fare un paio d'anni e poi li abbiamo abbandonati. No, noi abbiamo... Ricordiamo anche quanti sono i vostri dipendenti. Noi abbiamo insomma, circa 300 dipendenti, però essendo un'impresa di costruzione abbiamo il problema che una parte è accentrata a Basiliano, e siamo 70-80, e poi il resto è un po' disperso nei cantieri e molti delle nostre persone non hanno neanche la residenza, diciamo, in Friuli, perché noi abbiamo molte maestranze, per esempio del sud Italia, e che quindi transitano poco. E, no, ormai abbiamo nel corso degli anni acquisito un paio di esperienze che si sono strutturate bene, sono gradite. La principale è questo centro estivo aziendale che parte da giugno e finisce in settembre, quindi copre l'intero periodo, che è associato anche per esempio al fatto che a mezzogiorno c'è un turno della mensa specifico per i bambini e i genitori prendono i loro figli e quindi nei mesi estivi possono mangiare coi figli. Ecco, questa è una cosa che, insomma, al di là di tutti gli incentivi economici, insomma, non apprezzo, come si direbbe, perché questa è una cosa bella. Parte con i figli. È una cosa bella e siccome a me non piace l'idea che il welfare sia questa elargizione da parte della proprietà verso i dipendenti, no, ma per esempio questa cosa del pranzo ha generato delle situazioni anche interessanti dal punto di vista delle relazioni fra le persone, perché le mense aziendali di solito hanno il tavolo delle donne, il tavolo dei tecnici, rigorosamente separati, i bambini scelgono invece loro come mettersi insieme e questo ha favorito nel corso degli anni relazioni che mai erano avvenute prima e questo ha un senso rispetto all'organizzazione aziendale e anche alla funzionalità. Io direi che il centro estivo poi l'abbiamo declinato in varie maniere, quest'anno in seguito a un'azione che abbiamo fatto di ospitalità di un po' di persone, di rifugiati ucraini, ne ospitiamo una sessantina, abbiamo ospitato anche i bambini di questi ucraini, abbiamo una mediatrice culturale o linguistica che è anch'essa profuga e quindi l'abbiamo anche reso un po' interculturale. Questo per dire che poi questi progetti è bello che evolvano, cambiano, si adattino anche alle circostanze. Ho detto il progetto dell'Ucraina che più che essere di welfare è di volontariato, ma per me welfare è quella definizione ampia che abbiamo detto prima di un ambiente di lavoro bello, interessante, che permetta scelte condivise. Noi abbiamo lanciato questo progetto Profughi, si sono chiamati da soli i cooperanti, abbiamo messo insieme 5-6 alloggi dove ospitiamo appunto queste persone e abbiamo anche lanciato una campagna a tutti i dipendenti di sottoscrizione, se volevano, di una quota piccola, perché erano 10 euro al mese, per un certo numero di mesi. E ha avuto un enorme riscontro, anche da molti operai, quindi persone per i quali anche un impegno di 10 euro può essere significativo, e anche di quelli che, come ho detto prima, magari non erano mai passati per la sede. Questo aspetto del volontariato d'impresa collegato al welfare è secondo me importante perché, almeno a mio giudizio, rappresenta uno stadio di maturazione di questi concetti e di queste azioni importante. Da noi, che come ha detto lei abbiamo iniziato tanti anni fa, è il primo anno in cui riusciamo a fare veramente un'azione di volontariato d'impresa diffuso, perché questo progetto dell'Ucraina è nato su sollecitazione delle persone, quindi non è una cosa nata dall'alto e ha coinvolto 60-70 persone e quindi è per me un risultato molto significativo. Chiudo dicendo, in questi progetti il mio desiderio maggiore e la misura del loro successo per me è quanto diventano autogestiti, quanto molti di questi, il centro estivo di cui ho parlato prima era partito con una sollecitazione anche personale mia e con un coinvolgimento diretto in tutti gli aspetti. Siamo alla 10ª edizione e ormai da 3-4 anni che viene completamente autogestito da un gruppo di dipendenti. Ecco, questo è quello che secondo me dà un senso a queste cose. Cioè il fatto di poter avere un numero esteso di persone, qui non solo il responsabile della sostenibilità, ma un gruppo di persone che insieme, e lo stesso è successo per l'Ucraina, dove ci sono 10 di loro che hanno gestito tutto e io facevo il volontario come gli altri, ma non l'organizzatore. Certo. Dice serve uno, vai.
Intanto abbiamo recuperato il collegamento con Pugioni che insomma ci stava raccontando insomma al di là del maggiordomo e di quant'altro, ecco, quello che state facendo anche per il benessere proprio fisico. Adesso sappiamo che nel welfare aziendale è entrato anche proprio in questi giorni per lo psicologo, insomma c'è questa possibilità perché insomma il Covid ci ha lasciato degli strascichi anche da quel punto di vista, vero? Sì, esatto. Beh, ad esempio noi in periodo di Covid avevamo anche un servizio H24 di telemedicina, garantivamo la possibilità per tutti i nostri dipendenti di avere quindi un sostegno, una possibilità di avere un medico, un'equipe medica per qualsiasi suggerimento in merito nel periodo della pandemia, di quando eravamo in lockdown. Stavo dicendo prima, adesso non ricordo fino a quando non so fino a quando mi avete sentito, poi vari servizi, quali appunto la spesa in azienda, che garantiamo ai nostri dipendenti. E abbiamo attivato dei corsi di difesa personale, all'inizio erano dedicati, per così dire, alla quote rosa, alle nostre colleghe, poi sono stati estesi un po' a tutti e hanno avuto un grande successo. E abbiamo fatto in un'area riservata e garantita nella privacy, in collaborazione con la LILT, le visite senologiche sempre per le nostre colleghe. Abbiamo anche poi fatto una raccolta fondi a favore della LILT. E per i colleghi più giovani abbiamo individuato anche noi degli alloggi per agevolare l'inserimento. Adesso sul 2023 lanceremo un progetto sull'asilo, quindi la possibilità di avere dei posti presso degli asili. Insomma, Anche perché tutto voi avete questo proprio per... dipendenti generalmente insomma, con una media di età abbastanza giovane, quindi insomma, diciamo che l'asilo in questo caso qui insomma, La nostra media è sui 33 anni, quindi molto, molto, molto giovani. E sono queste poi le esigenze cui si deve corrispondere, perché appunto quando si parlava prima di benessere, anche questo è necessità che deve essere affrontato da un'azienda minimamente attenta a queste cose. Insomma. Questo riduce poi il turnover, aumenta il senso di azienda, di appartenenza, di squadra e sicuramente aumenta la qualità della vita. Non per niente Beantech sia nel 2021 che nel 2020 ha ottenuto il Welfare Index PMI come azienda attenta al welfare. Ecco. Allora, grazie intanto Pezzetta, insomma, vabbè, questi sono due esempi insomma, tra i migliori che abbiamo scelto e abbiamo portato qui, insomma ce ne sono tanti altri sulla stessa linea, qualcun altro naturalmente più indietro perché insomma magari ci pensa meno o non ha le possibilità di farlo, insomma ricordiamo Luxottica per fare un esempio che anche lì dove insomma il welfare e la cura dei dipendenti era insomma quasi maniacale, diciamo ecco le chiedo a che punto siamo, quant'è la quota di imprese che stanno attente in questo senso e quanto invece bisogna ancora spingere per gli altri? Sì, lei mi ha anticipato una riflessione che volevo fare adesso, perché poi non vorrei che emergesse un quadro non realistico della situazione no, nelle nostre realtà produttive. Oggi noi stiamo, ad esempio, portando ad esempio e parlando con due aziende lungimiranti che ovviamente hanno a cuore il benessere. Io conosco da lunga data Petrucco e so quanta sensibilità no, e quanto sia portato su questi temi qua, ma sono esempi personali. Di poca realtà. Io quello, se devo essere onesto, io quello che vedo nel mondo del lavoro è un peggioramento delle condizioni del lavoro, un peggioramento del benessere dei dipendenti, un aumento dei ritmi e un aumento delle situazioni da stress e di ricorso a psicofarmaci. Noi abbiamo questa situazione perché non vorrei che poi venisse fuori un quadro che non è. Poi certo. ci sono queste aziende e io spero che siano da traino, E in le qualche portiamo maniera come facciano esempio apposta. pensare, perché è chiaro che, lo dicevo all'inizio, noi abbiamo svalorizzato la persona, si è svalorizzato il lavoro, forse ci si accorge che se si è un tutt'uno, perché oggi impresa, lavoratori, benessere e obiettivi comuni, forse si sta meglio tutti. Mi auguro che a partire anche da trasmissioni come queste, magari chi ascolta può anche prendere riferimenti, prendere spunti, no? Perché effettivamente c'è bisogno ancora di più in periodi molto complessi come questi. Veniamo da Covid, c'è una guerra, c'è una grande ovviamente situazione di difficoltà economica, si parlava di caro bollette, c'è tutto il tema dell'energia, e abbiamo tanti problemi davanti e
credo che partire proprio da concetti come questi aiuti a superare questi problemi. Sì, abbiamo visto come ad esempio nella sanità pubblica, ecco, in molti abbiano abbandonato il posto, sono stati 2 anni sicuramente molto complicati, ma anche lì le condizioni di stress Ci sono stati hanno molti dovuto, che poi hanno anche, insomma, abbiamo abbandonato il visto anche i pubblico. dati di dimissioni volontarie come siano esponenziali rispetto a un tempo in cui insomma nessuno lasciava l'azienda dove stava, nessuno lasciava il posto fisso, diciamo. Invece i dati ci dicono che c'è un grande turnover, c'è una sorta di malcontento. Continuiamo a parlarne dopo la pubblicità, tra poco. Di nuovo insieme con Economy FVG, il welfare al centro di questa nostra trasmissione, ne parliamo con i sindacati, con gli imprenditori, con alcuni casi aziendali, anche con Ires e Anima Impresa. Petrucco, le chiedo questo, visto che abbiamo detto prima che insomma la sua, l'esempio di Beant, insomma sono alcuni tra i pochi, insomma tra i migliori, un piccolo spot da imprenditore ad altri imprenditori, perché conviene puntare su queste cose? Perché conviene investire nel welfare, che non è una spesa ma è, insomma, ci sarà anche un ritorno per voi imprenditori, no? Sì, credo di averlo detto in entrambi gli interventi precedenti, e poi ci sono diversi studi, sia macro che meno macro, che dimostrano come le imprese attenti a questi temi tendenzialmente hanno risultati migliori. Io non sarei del tutto pessimista, anche perché di natura non lo sono. Secondo me lentamente, ma questi temi stanno avanzando. Una cosa che per esempio è capitata a noi quel centro estivo di cui ho detto prima, quest'anno l'abbiamo fatto diventare interaziendale. Sono 3 le aziende che partecipano. Si è collegata a noi un'impresa di un altro settore, la Maddalena, quindi che viene dalla siderurgia. Sì. Abbiamo organizzato un servizio di trasporto dei bambini che quindi da Povoletto vengono a Basiliano, e quindi io penso che, qui lo dico anche come vicepresidente di Confindustria, credo che il nostro ruolo sia proprio quello di disseminare e anche concretamente offrire la possibilità, perché per esempio questo esperimento di quest'anno a me piace molto, perché un centro estivo, tanto perché è più bello, perché ci sono più bambini, e più bambini ci sono più bello è, e quindi c'è anche un problema pratico, ma poi perché cominci a mettere vicino 2 aziende. Io spero che possa succedere sempre più questa cosa. Gli strumenti, le possibili progettualità esistono. Noi per esempio abbiamo partecipato 2 anni fa, poi i tempi della burocrazia italiana sono ridicoli, ma nel 2019 avevamo vinto un bando di conciliazione che è stato poi approvato quest'anno, nel maggio di quest'anno, che potenzia alcune di queste attività. Quindi esistono anche le opportunità, non è un problema, questo lo dico agli imprenditori, non è un problema di soldi, perché credo che tutto quello di cui abbiamo parlato noi e che ha parlato anche il responsabile delle risorse umane di Beantech, sicuramente non è un problema di costi che un imprenditore non può permettersi, perché non stiamo parlando di progetti incredibili, sono progetti piccoli, concreti, è più la fantasia da mettere in moto e il coinvolgimento da fare che il problema economico. Quindi in questo senso sono tranquillamente accessibili alle aziende medie e medio-piccole che caratterizzano il nostro tessuto imprenditoriale. Certo bisogna articolarli diversamente, oppure, come dicevo prima, fare in maniera che esistano nei distretti delle reti e dei collegamenti fra le imprese. E questa è una cosa che secondo me è importante che noi cerchiamo di fare. Sì, Cristini, su questo, anche sul mettersi insieme, sull'allargare sempre più, insomma, diciamo, il cerchio e coinvolgere, tirare dentro altri imprenditori. No, ma certo, questo è fondamentale, proprio anche per le piccole imprese, perché ci sono degli esempi, anche di zone industriali, magari in cui ci sono più realtà, grandi, piccole, magari la grande può fare da driver come impulso, ma ci sono anche dei soggetti intermedi, in questo caso Confindustria, ma ci sono anche altre realtà che possono aiutare a scatenare un po' questa fantasia di cui parlava l'ingegner Petrucco, ma anche mettere insieme le risorse, quindi fabbisogni, fare, come dire, massa critica. E l'altra cosa interessante è che si stanno creando dei dialoghi nuovi, dei tavoli proprio di welfare, con gli enti pubblici, che in qualche modo possono mettere a disposizione delle risorse magari non utilizzate al massimo, e quindi fare un'economia anche di territorio, e anche il terzo settore, perché ha, insomma, tutta una serie di servizi di attenzione al welfare che può erogare. Quindi si stanno creando queste nuove alleanze per il welfare. Questa è un'altra frontiera che può essere utile anche in risposta a tante situazioni difficili che effettivamente ci sono e che rischiano di creare anche in questo caso, se non
con delle soluzioni nuove, situazioni di serie A e di serie B, perché una cosa è essere dipendenti di realtà avanzate come quelle che abbiamo e altre di realtà più piccole che magari farebbero ma non sanno che cosa fare. E possono anche mettere insieme in questi welfare di comunità o situazioni un po' generative anche dare impulso a realtà presenti sul territorio, non so, a utilizzare negozi locali, strutture locali, quindi è tutto spesso si mette in circolo anche una sorta di economia secondaria, diciamo, per cui ci sono altre aziende che lavorano grazie a chi insomma produce. Esatto, perché poi si parla anche spesso di questi portali di welfare, sì, però è importante anche che vengano riempiti con servizi locali. Sì. E quindi si mettono in moto dei meccanismi. E spesso non lo sono, dice Pezzetta. Ci sono delle esperienze che con percorsi e con sostenibilità a sistema stiamo cercando di far emergere, proprio perché è importante, insomma, che si valorizzi tutto, che diventi veramente un progetto di welfare di sistema. Puggioni, qual è la risposta dei dipendenti? Lei si confronterà insomma tutti i giorni con loro, le portano dei problemi, magari portano anche dei suggerimenti, insomma nasce anche da lì, immagino di sì, insomma dalla richiesta di chi lavora tutti i giorni, insomma, per dare vita a delle iniziative diverse, ecco, insomma, sono dipendenti contenti, vostri, immagino. Alcune delle iniziative che noi abbiamo preso sono poi nate appunto da suggerimenti di colleghi. Come si diceva prima, l'ascolto e il dialogo è fondamentale. Ascolto e dialogo interno all'azienda, ovviamente, l'ascolto e il dialogo tra aziende e attraverso il dialogo che c'è con i corpi intermedi, con le rappresentanze sindacali. Io credo che sia fondamentale. Mi viene in mente il caso di Luxottica, che partì nel 2009 con l'intelaiatura di un sistema di welfare molto attento, molto avanzato, e fu fatto così, con l'ascolto dei dipendenti, col dialogo con le parti sociali, con un po' di fantasia, mettendo anche sul piatto ovviamente quanto necessario, però questo è fondamentale, altrimenti non si va da nessuna parte. Allora, lo dicevamo prima, il welfare va bene, insomma, che ci siano aziende come le vostre, speriamo che tanti altri la seguano, però oggi purtroppo gli imprenditori hanno un altro grande problema, anzi grandissimo, ed è quello delle bollette che stanno arrivando, bollette con cifre spaventose e che stanno creando veramente un grande problema, anche molta preoccupazione per quello che sarà l'autunno. Allora, per introdurre questa seconda parte, diciamo, della trasmissione, abbiamo sentito Valerio Pontarolo, presidente della Pontarolo Engineering di San Vito al Tagliamento, anche un'azienda Oderzo, gli stanno arrivando le bollette, lui è presidente anche del Consorzio Servizi Energia di Confindustria Alto Adriatico, presidente del Polo Tecnologico, insomma ha un certo sentire anche di quelli che sono i colleghi del mondo che gli ruota attorno. Gli abbiamo chiesto, insomma, un commento, che cosa sta succedendo e che cosa potrebbe succedere. Sentiamo. Le bollette nell'azienda di Oderzo, sì, no? A fronte di un consumo di circa 450.000 kilowatt in un mese, no? Noi pagavamo, quando ai tempi normali, 45.000 euro di bolletta e abbiamo pagato a luglio 280.000 euro, 240.000 euro circa in più. A San Vito al Tagliamento sono un'impresa gasivora. A fronte di 10.000 euro al mese che pagavamo prima, no? Oggi paghiamo 140.000 euro al mese. Il gas prima lo pagavamo 21 centesimi al metro cubo, 21 centesimi, quindi con €1 venivano a casa 5 metri cubi circa, ok? E adesso ieri costava 3 euro un metro cubo, 15 volte tanto. Quindi da 10.000 euro a 150.000. Cioè, non serve essere laureati o scienziati per capire che non è sostenibile. Il gas costa caro perché c'è tanta richiesta, perché c'è la guerra, perché c'è la Cina, perché c'è l'India, perché c'è eccetera, eccetera. Ma perché la corrente elettrica costa così cara? La corrente elettrica costa così cara perché in Italia è parametrizzato al costo del gas. Cioè c'è un algoritmo, una formuletta che prende il costo del gas e lo trasforma il costo dell'energia elettrica. Ci siamo qua? Concetto semplice.
Questo andava bene quando il gas era a 20 centesimi, no? E noi pagavamo un'energia elettrica a 50 euro al megawatt, 5 centesimi al kilowatt, ok? Perché hanno fatto questa parametrizzazione sul gas? Perché così chi metteva impianto fotovoltaico, per incentivarli, dire guarda che se tu metti giù il fotovoltaico, noi ti pagheremo la corrente elettrica, cioè ti daremo modo di far pagare al mercato la corrente elettrica come se tu la facessi col gas. Per esempio, noi abbiamo l'Italia che l'altro ieri il costo era 605 euro al megawatt contro i 50 che pagavamo un anno fa. Quindi abbiamo 0,60 centesimi, no, al kilowatt, che è un'enormità. La Spagna paga 182 euro, 4 volte di meno circa. Perché la Spagna paga 4 volte di meno? Perché si è svincolata da quel concetto di far pagare la corrente elettrica parametrizzata al valore del gas. La Spagna, avendo tanto fotovoltaico, è intuibile perché ha questo costo della corrente elettrica che è 4 volte minore il nostro. La mia bolletta di 280.000 euro sarebbe stata di 70.000 euro. Diventa un'altra roba. Perché se fosse per me, io farei le manovre, ma per esempio una delle manovre che sto studiando, l'abbiamo studiata stamattina, io mercoledì prossimo prendo l'aereo e vado in Spagna e porterò delle cose a fare in Spagna. Insomma, sono abbastanza chiare le parole di Pontarolo, che penso, Petrucco, esprimano anche un po' quello che è il sentiment, anche un po' di rabbia naturalmente degli imprenditori, perché magari si fanno tanti sacrifici e poi quando arrivano queste bollette, insomma, di fatto te li azzerano. Ecco, questa è la situazione che stiamo vivendo. Sì, io non so se rabbia è la parola giusta, nel senso che è una situazione incredibile, drammatica, di cui nessuno riesce a capire quanto tempo la durata, perché questo poi è il tema. Pensavamo sia una cosa transitoria, discretamente transitoria, i tempi si stanno allungando e le prospettive non sono chiare. Certo che nell'attuale situazione il sistema imprenditoriale, il sistema produttivo sicuramente andrà in ginocchio. Peraltro non è che quello dei cittadini non abbia un risvolto simile, perché voglio dire, le bollette che ci il problema è che siamo in casa. agosto, aspettiamo 3 mesi e poi vedremo quello che succede, perché è solo c'è un piccolo differimento temporale. È un problema enorme. Penso che paghiamo probabilmente delle scelte anche macro che sicuramente hanno dimostrato di essere state non particolarmente azzeccate, molto spinte all'ottimizzazione in quel momento, ci siamo molto concentrati nell'approvvigionamento e questo è il risultato. Con amarezza si possono rileggere polemiche incredibili che erano state fatte, penso a tutte le polemiche di molta parte dell'opinione pubblica anche italiana sulla TAP e sulla sua necessità o meno, salvo adesso essere tutti lì a dire che è fondamentale. È un'esperienza che avevo vissuto direttamente perché avevamo fatto noi i lavori della TAP in un clima di violenza incredibile, e queste scelte si pagano. E adesso ci sono ancora persone nel nostro paese che esitano ad andare avanti con i rigassificatori, cioè nonostante una situazione quale è quella attuale per il sistema produttivo e quella diventerà per tutti i cittadini fra 3 mesi, abbiamo ancora situazioni. E quindi veramente è una situazione preoccupante, difficile. C'è il problema che ha detto prima Pontarolo, sì, questo dell'aggancio del sistema, ma come si è visto anche nella mappa dell'Europa, voglio dire, c'è la Spagna così, il resto dell'Europa mi sembra che avesse tutto lo stesso colore nero, con valori intorno ai 600 euro, ma la Turchia è un altro mondo, tra l'altro la Turchia ha un tasso di inflazione, cioè voglio dire, avranno quel problema in meno, hanno una serie di altre problematiche che non so se sono invidiabili. No, assolutamente. Allora ci fermiamo per la pubblicità, poi sentiamo Pezzetta, perché insomma credo che dal punto di vista dei sindacati su questo fronte ci sia tanta preoccupazione tra poco. Ultima parte di Economy FVG, l'abbiamo sentito prima delle pubblicità, insomma ci siamo lasciati con le parole di Valerio Pontarolo e anche di Piero Petrucco, insomma sul fronte dei rincari, delle bollette, insomma dell'energia elettrica che hanno assunto livelli stratosferici. Pezzetta, sicuramente l'autunno, lei lo ha già detto anche qui da noi in più occasioni, sarà
difficile, però insomma di fronte a tutto questo, nella prima parte abbiamo parlato di welfare aziendale, quindi insomma siamo volati alti, qui bisogna ritornare coi piedi per terra e dire che la situazione è veramente complicata se la politica o qualcuno non interviene in maniera seria. Allora, intanto sì, io ho espresso una forte preoccupazione per quest'autunno, perché lo scenario a mio avviso è molto pesante, per non dire drammatico. Poi spero tanto di sbagliare. E da studi che abbiamo noi, le bollette di gas e energia nel manifatturiero in Italia nel 2019 le aziende avevano speso circa 9 miliardi di euro. La proiezione per dicembre 2022, questi 9 miliardi diventeranno 50. Allora già questo è un dato che di per sé fa rabbrividire. C'è tutto il tema ovviamente anche della pesantezza del caro bollette sulle famiglie, perché moltissime famiglie sono in fortissima difficoltà, non è che bastano 200 euro, risolvi il problema un mese, ma il problema non è quello, non sono i bonus. E noi in Regione abbiamo molte aziende energivore, penso alla siderurgia, penso alla chimica. E manchiamo, io comprendo le considerazioni che faceva Petrucco, ma io aggiungo anche che questo paese qua da decenni manca di una vera politica industriale energetica. Non c'è stata un investimento chiaro e mirato magari sulle rinnovabili e quant'altro, anzi noi siamo andati nella direzione opposta, abbiamo bisogno di energia, la compriamo da fuori, abbiamo raddoppiato con la Russia, dal 20 siamo passati al 40% del gas, no? Ignari poi di cosa tutto questo potesse un giorno, come purtroppo è avvenuto, significare, e ci trova completamente impreparati e questo non lo sostituisce in un mese o due e neanche in un anno o due. Per cui è un quadro che poi rischia di mettere in difficoltà famiglie, perché è un tessuto sociale, e imprese. E io mi auguro, se posso anche qua, piccolo sassolino, io sto assistendo, anche da cittadino se volete, a questa campagna elettorale dove anziché parlare di una realtà e forse della necessità di fare sacrifici nell'interesse comune della nazione, vedo altri tipi di discorsi e io credo che bisognerebbe fare un bagno realistico tutti quanti perché i tempi sono complicati, abbiamo un'inflazione del 10% che sta galoppando, abbiamo un problema di potere d'acquisto e credo che sia opportuno, me lo auguro, che il governo che uscirà effettivamente prenda in mano questa situazione in maniera seria, perché altrimenti c'è un problema proprio di tenuta del Paese. Sì, sperando anche in tempi rapidi, ma i tempi della politica lo sappiamo che tra I tempi della elezioni, politica nuovo sono governo e nomine ma anche si questo, rischia di arrivare a dicembre. Purtroppo anche questo è un problema, tra l'altro in un momento proprio anche centrale, poi c'è tutto il tema del PNRR, sul quale sarebbe stato opportuno. Sul quale si punta molto, sì, la transizione si ecologica, molto, ma sembra che in questo momento sia vedo, quasi aria fritta. Erano non i lo è, soldi, però, insomma, le risorse quasi quella. tutte destinate alla transizione ecologica, al verde, al green e quant'altro. Tra l'altro ricordo sempre che il 70% di questi soldi saranno da ritornare, per cui devono creare ricchezza dentro ovviamente una sostenibilità ambientale. Io insomma anche su questo versante sono un po' preoccupato. Pugioni, i vostri computer naturalmente funzionano con l'energia elettrica, anche voi credo che da questo punto di vista insomma ne consumiate parecchia, com'è la situazione lì? Anche noi, come tutte le aziende, siamo stati impattati da questo. E abbiamo fatto, come dire, come farebbe il buon padre di famiglia, appello un po' a tutti i colleghi, magari nel mantenere il clima a un certo grado, cioè si lavora benissimo anche senza avere la climatizzazione a 21 gradi per dire. Abbiamo cercato di mettere in essere ogni, come dire, possibilità per risparmiare e usare al meglio ciò che si ha. E in questo devo dire che ho trovato da parte di tutti i colleghi un'attenzione molto forte. Certo il tema è delicato e come dicevano anche i colleghi in studio, probabilmente il peggio lo avremo in autunno, ancora siamo in una fase ancora che non abbiamo preso forse troppa coscienza della realtà. Sì, Petrucco insomma lo ha detto, ma insomma un po' a nome degli industriali, anche nella sua realtà, quanto sta impattando questo problema e quali accorgimenti si possono prendere, perché insomma quando un imprenditore fa un business plan sa che ci sono dei conti,
insomma, i conti dell'energia elettrica più o meno sono standard in genere, quindi si possono anche insomma, prevedere. In questo caso ti sballano tutto il bilancio, immagino c'è il rischio, lo faceva capire anche Pontarolo, di dover mettere in mano, ma questo vale anche per il panettiere, al listino prezzi dei propri prodotti, però anche questo può essere un boomerang, le persone non possono acquistare, magari rinunciano, insomma, bisogna confrontarsi anche con il mondo che magari ha prezzi diversi, problemi diversi, non è semplice. È una situazione, credo, molto complicata, ma anche cercando di informarsi un po', guardando anche i documenti che i vari centri studi producono, la verità è che secondo me nessuno sa bene come affrontare una situazione di questo genere, che vede insieme un periodo di inflazione, una guerra che comunque altera il mercato e contribuisce in maniera rilevante a tenere i prezzi dell'energia, che si è innescata su meccanismi che erano già incominciati. C'è qualche segnale timido di miglioramento, perché per esempio il costo delle materie prime, alcune materie prime nell'ultimo mese e mezzo sono calate in maniera sensibile, il ferro è calato in maniera molto sensibile, il cemento è calato, diversi metalli sono cambiati. Ci sono delle ragioni o stiamo assistendo a delle speculazioni vere e proprie? Perché insomma ci sono degli aumenti e poi delle ricadute che insomma ma io credo che si mescolino molti fattori. Ecco. Quando c'è nato il problema della perturbazione violenta nella catena logistica, bene, causato dalla situazione del Covid a livello planetario, però poi il fatto che il mercato dei container, il mercato dei contenitori sia in mano a 3 alleanze, a 3 gruppi nel mondo, è evidente che ha provocato e facilita una speculazione importante. Quindi, ma lo stesso è nel cemento. Il cemento è una cosa che conosco abbastanza bene, perché nel nostro settore come ANCI abbiamo provato a capire qual era il contributo dell'aumento, ancorché enorme, del costo dell'energia implicito dentro la mia tonnellata di cemento, e l'aumento che ha avuto il cemento non ha nulla a che vedere con l'aumento che ha avuto, l'impatto che ha l'aumento dei costi energetici. Ma perché? Perché anche il cemento ha avuto anche in Italia un effetto, stiamo vedendo gli effetti di concentrazioni che negli anni sono avvenute, quindi nel nostro sistema economico, sia italiano che europeo che mondiale, si mescolano veramente, si intrecciano tante cose. Non ultimo questo problema delle concentrazioni, perché quando poi ci sono queste perturbazioni, l'avere delle forti concentrazioni da parte di alcuni gruppi facilita, rendendo davvero inestricabile la matassa e difficile. Quindi c'è l'inflazione, ci sono gli effetti delle concentrazioni. Credo che alcune cose siano indispensabili. La proposta, diciamo, di Draghi del price cap credo che sia una cosa importante, non sappiamo nell'attuale situazione se si riuscirà a raggiungere, però delle cose che si leggono e che si capiscono sembra essere una delle più... Dovrebbe essere il minimo, sì. E dovrebbe essere una delle più importanti. Sì, però non è scontata neanche quella, perché infatti, si innescano altri noti meccanismi. Quindi la preoccupazione comunque è che quando c'è un cambio nella struttura dei costi delle aziende così violento, uno non lo riesce a scaricare sul mercato, né privato né pubblico. E 2 comunque in grado di stravolgere. Si fanno delle cose, leggevo che il sistema industriale italiano fra l'altro è uno di quelli che sembra aver reagito meglio in termini di flessibilità, quindi aziende che lavorano in notte, cambiamenti di turni, questo ci fa anche piacere sul nostro modello, però credo che siano pannicelli caldi rispetto al tema in brevi periodi, ecco, sicuramente alla lunga non sono sostenibili. Poi ci sono ordini di grandezza diversi, fra quello che riesce a fare così o come diceva prima Bente, che sono assolutamente d'accordo che anche a livello individuale dobbiamo collaborare, però c'è uno scenario macro che con tutta la nostra buona volontà comunque non riusciamo a superare. Ecco, Cristini, anche dal vostro osservatorio, insomma, sia di Anima Impresa e anche poi di IRES, come si vede a questa situazione, a questi prossimi mesi? No, aggiungerei una riflessione che sembra, perché dopo, siccome si sta anche parlando di welfare, dopo c'è sempre il rischio che il welfare aziendale, è chiaro che lo può fare un'azienda che sta bene, ma rimangono comunque dei macro trend come il cambiamento demografico, per esempio, tutta una serie di fabbisogni e nuovi fabbisogni sociali che, come si può sentire, rischiano anche di aumentare e di acuirsi, quindi c'è anche questa doppia sfida, oltre a tutto il processo di cambiamento anche economico, anche demografico e sociale, per cui quegli esempi che citavo anche prima di mettere insieme pubblico, privato e terzo settore possono forse essere uno degli scenari o delle strategie innovative da
valutare soprattutto dalle piccole e medie imprese, quindi non più e non solo la singola azienda che in qualche modo porta avanti da sola certe strategie, ma questo creare delle reti, ecco, che è poco frequente nel nostro territorio regionale, magari in altri contesti è più sviluppato e insomma, uno degli strumenti o delle strategie da considerare, ecco, nell'autunno che verrà e in futuro. E su questo, insomma, qual è la sua sensazione, che insomma non potrà essere di sicuro positiva? Ma da interviste che stiamo anche realizzando con delle imprese, sì. ci dicono, beh, sì, se ci saremo ancora, il welfare comunque resterà centrale, anche perché c'è fino adesso una richiesta, un fabbisogno di nuove maestranze, nuove figure professionali, e come si diceva in apertura, una delle domande che fanno non è più quanto prendo, ma che tipo di welfare avete in azienda, e se non ci sono tutta una serie di attenzioni e di realtà che ascoltano, non si va a lavorare in quell'azienda. Quindi c'è anche una offerta di lavoro che sta cambiando in base... Quindi è proprio uno scenario in forte movimento che chiederà anche delle politiche di intervento sociale, di mercato del lavoro diverse da quelle che avevamo in passato. Grazie, allora siamo arrivati alla fine di questa trasmissione, abbiamo messo insieme insomma, due tematiche che sembrano contrapposte ma che in realtà hanno dei punti, insomma, come sottolineava Cristina adesso, anche di contatto, sperando appunto che la situazione insomma, possa migliorare, anche se, come abbiamo sentito, l'autunno che ci aspetta è molto molto complicato. Grazie a Piero Petrucco, a William Pezzetta, a Chiara Cristini, grazie anche a Enrico Pugioni che è stato collegato con noi, buonasera e grazie ancora, grazie anche alla regia di Giandomenico Ricci e Chiara Miscoria. Finisce qui questa puntata di Economy FVG, l'appuntamento è per giovedì prossimo, arrivederci, grazie, buona serata.